Pizza per un'altra partita di Serie A, purtroppo si gioca a porte chiuse, ma per fortuna si gioca perché lo spettacolo è garantito in questa sfida, in questa nuova sfida di Serie A fra la formazione di casa l'Ital Service Pesaro e la Bernardinello Petrarca Padova. Divisa rossa per i padroni di casa, divisa nera per la formazione veneta. Leggiamo rapidamente le formazioni partendo dagli ospiti in campo con 1 Bastini, 2 Marcellini, numero 3 di Sarò, 4 Nicolazzi, 7 Jorge Alba, numero 8 Paganini, numero 9 per Fornari, con il numero 10 Oselito, numero 11 Raffigna, con il 13 Parrella, con il 15 Benelle, 18 Vittorello, 19 Morrassi, 21 Alves, in panchina il tecnico Giampaolo. Risponde in Service Pesaro con il numero 1 Vianelli, numero 3 Antonioni, 4 D'Ambrosio, numero 5 Capitan Toni Dantel, numero 7 Fortini, 8 Salas, 9 Onorio, con il numero 11 Canale, numero 12 Dionisi, 14 Tavolta, 17 Puzzolino, numero 18 De Olivera, numero 19 Martellino, numero 20 Jones Buellona e numero 10 Borruto. Il panchina tecnico è Fulvio Colini. Dirigono l'incontro i signori Davide Delino della sezione di Varese, Lorenzo Di Guidi della sezione di Vasto, al crono c'è Adriano Sodano della sezione di Bologna. Come sempre alle due formazioni buon divertimento, in bocca al lupo. Oggi come sempre, più di sempre, forza Ital Service Pesaro! Amici sportivi, amici di PMG Sport Futsal, ben ritrovati in diretta per questo nuovo appuntamento con la Serie A di Calcio a 5, come sempre collegati live sulla pagina Facebook e questa settimana anche sul canale YouTube, pronti per raccontarvi la sfida che è già iniziata da qualche istante, ovvero il match fra Ital Service Pesaro e Bernardinello Petrarca Padova. Una gara ricca di spunti, ricca di interesse alla vigilia per le due fazioni, con l'Ital Service Pesaro a caccia del sesto risultato utile consecutivo e la formazione di mister Giampaolo che invece insegue un risultato positivo su un campo ovviamente molto difficile come quello marchigiano. Andiamo a leggere subito le due formazioni prima di presentarvi anche colui che ci darà una mano nel raccontare e descrivere la partita, soprattutto in particolare, ma non solo dal punto di vista tecnico-tattico. Fra poco vi presento la nostra spalla destra. Adesso però rapidamente le formazioni, perché abbiamo nel Petrarca Padova 1 Bastini, 2 Bargellini, 3 Di Sarò, numero 4 Nicolazzi, 7 Jorge Alba, numero 8 Paganini, numero 9 Fornari, con il numero 10 Oselito, numero 11 Raffigna, con il 13 Parrell, 15 Benelle, 18 Victor Mello, 19 Morassi, 21 Alves. In panchina appunto il tecnico Giampaolo. Risponde l'Ital Service Pesaro rapidamente con 1 Miarelli, 3 Antonioni, 4 D'Ambrosio. Questi due sono i giovani quest'oggi in distinta biancorossa. Poi con il 5 Capitan Toni Dandel, numero 7 per Fortini, 8 Salas, 9 Onorio, 10 Borruto, con il numero 11 Canale, numero 12 Dionisi, 14 Taborda, 17 Cuzzolino, 18 De Oliveira, 19 Marceligno, 20 Jones Guennonna. In panchina ovviamente il tecnico è Fulvio Colini. Gara che viene diretta da Davide Deninno della sezione di Varese e Lorenzo Di Guilmi della sezione di Vasto. Al cronometro c'è il bolognese Adriano Sodano. Queste le formazioni, questi direttori di gara. Insieme a me, dicevo, c'è Giovanni Giovi, per gli amici Casisa, allenatore delle giovanili dell'Ital Service Pesaro, ma ex calciatore anche a livello nazionale. Ha giocato in Serie B qui a Pesaro e con il Palextra Fano. Giovanni, grazie innanzitutto per il tuo supporto a questa telecronaca. Ci darai una mano a guardare soprattutto gli aspetti tecnico-tattici, ma non solo. Prime battute, primo minuto che se n'è andato. Sul punteggio di 0-0 che cosa hai visto? Grazie a te Matteo, buonasera a tutti. Ho visto il Petrarca Padova, è arrivato in campo a Pesaro per giocarsela. Scusa, ti rubo subito la parola perché c'è una ripartenza, un'occasione per Canal, tiro ribattuto e poi il tap-in di Fortini che termina a lato. Occasionissima d'oro per l'Ital Service Pesaro, palla che è terminata fuori dopo la conclusione di Canal, murata dal portiere dei Veneti. È arrivato Fortini a botta, sembrava sicura, invece ha calciato incredibilmente fuori. A te Giovi. Dicevo, il Petrarca Padova è venuto a giocarsi la partita ad armi pari, ha iniziato in pressione a tutto campo e sta cercando di sfruttare le sue qualità, anche perché diciamo che il quintetto del Petrarca Padova è di assoluto valore.
E questa è la prima fotografia da parte di Giovanni Casisa, quando voi ovviamente prenderai la linea per darci un punto di vista in più, mentre Pesaro prova a macinare il gioco con il quintetto iniziale che vede Miarelli, Marceligno, Canal, Fortini e Onorio al rientro dopo alcune partite di assenza per infortunio, e subito inizia a titolare. Qui c'era un fallo abbastanza evidente dal nostro punto di vista, per i direttori di gara invece si poteva giocare. Fra l'altro Onorio, di tutti quelli che conosciamo, è l'ultimo che tende a buttarsi a terra con così facilità, e quindi insomma a corroborare ulteriormente la tesi per cui probabilmente era fallo. Qua invece qualche dubbio in più su questo fischio, forse hanno sommato le due cose gli arbitri e quindi viene assegnato il primo calcio di punizione in favore della Italservice Pesaro, primo fallo a carico del Petrarca Padova. Pesaro che comunque si è dato subito un buon ritmo, Giovi. Sì, Pesaro ha dato subito un buon ritmo. Secondo me è molto importante oggi il rientro in campo di Onorio, soprattutto anche per marcare il pilota avversario. Del Fornari, giocatore di esperienza, tanti anni in Italia, grandissimo marcatore. Secondo me il rientro in squadra di Onorio questa sera può dare una grossa mano all'Italservice. Non solo in marcatura, ovviamente anche un playmaker molto importante fra i tanti a disposizione di mister Colini. Onorio, la sua qualità, la sua testa, la sua lettura prima ancora che i piedi destro e sinistro di cui è dotato. Beh certo, Onorio non lo scopriamo stasera, è un campione, cioè, di livello internazionale, c'è poco da dire. E sicuramente potrà dare, sta già dando il suo contributo in queste prime battute, con la palla che viene fatta girare bene in questa via dell'Italservice Pesaro. E stana adesso ancora una volta un po' di spazio nella difesa del Petrarca Padova, la formazione biancorossa. Canale attacca sulla corsia sinistra, poi il pallone viene recuperato dalla formazione ospite con Mister Giampaolo che carica i suoi, prova a suonare la carica per difendere bene sugli attacchi dell'Italservice Pesaro. Punteggio comunque fermo sullo 0-0 dopo 2 minuti e 25 secondi di gioco. Si prova ancora sulla corsia Marceligno, arriva a supporto Onorio, dribbling, il fallo secondo l'arbitro è dello stesso Marceligno, primo fallo anche a carico dell'Italservice Pesaro. Prova ad attaccare il Petrarca Padova, mentre fra i commenti nei social leggiamo anche giustamente l'apprezzamento per le sagome realizzate in tribuna, un'altra iniziativa da parte del club di casa per colorare, per dare un po' di calore, di festa ai propri giocatori, ai propri beniamini, in questo caso merito del tuttofare del settore giovanile, responsabile, organizzatore, mente brillante quale Daniele Ortolani, che si è inventato questa cosa qua, coinvolto un po' tutti i ragazzi e le famiglie del settore giovanile e non solo. E guarda che capolavoro, Giovanni, insomma, tu che ne fai parte di questa famiglia puoi confermare la bontà di questa iniziativa. Beh, è una bellissima iniziativa per riempire un po', colorare il palazzetto. Purtroppo in questo periodo gli spettatori che possono entrare, diciamo, sono molto limitati, ma Daniele Ortolani e anche la responsabile Ser Filippi hanno mille idee. Anche questo giro hanno avuto un'idea vincente per riempire e per colorare il palazzetto. Rimessa laterale per l'Italservice Pesaro e tentativo dalla distanza che non è andato a buon fine. Viaggia! Marcello! Ci eravamo scollegati un attimo dalla cronaca per qualche problema tecnico, gioco comunque sia che è avanzato senza particolari
emozioni, punteggio sempre fermo sullo 0-0, mentre siamo arrivati al quarto minuto in questo istante, sempre sul punteggio di 0-0 a reti inviolate. Pressa forte l'Italservice Pesaro a caccia della riconquista del pallone, missione che riesce in questo caso ai ragazzi di mister Colini, perché sbaglia nel disimpegno la formazione di mister Giampaolo, concede quindi la rimessa laterale alla squadra di casa. Pronto alla battuta Salas, che è entrato in campo da qualche istante insieme a Taborda e De Oliveira, calcia forte all'altezza del secondo palo, murato questo assist di Salas, nulla di fatto, insiste ancora il numero 8 dell'Italservice Pesaro, fra i più positivi sicuramente in questo avvio di stagione, mentre Taborda non si intende bene con Miarelli, cioè, chiamiamolo così, un malinteso, quindi il pallone termina fuori. Rimessa laterale per il Petrarca Padova, c'è una forte pressione, Giovanni, da parte dell'Italservice, che sta facendo respirare poco col pallone la squadra veneta. Ora però si rende pericolosa la squadra di Giampaolo, dicevamo forte pressione sin qui fatta bene da parte dell'Italservice. Sì, forte pressione, a differenza dei primissimi minuti mi sembra che l'Italservice pian piano stia prendendo il pallino del gioco, riesce a fare un possesso palla leggermente più prolungato rispetto ai primi minuti. Adesso ha cambiato completamente il quartetto iniziale, è appena entrato anche Cuzzolino al posto di Mauro Canal e pian piano stiamo vedendo che sta cercando di trovare il modo di scardinare la difesa avversaria. Tra l'altro abbiamo dato in distinta Borruto, in realtà era il 15° giocatore, poi è stato depennato all'ultimo dalla lista, quindi Borruto non è neanche in panchina, qualche acciacco in settimana per l'argentino, quindi non è informazione e a differenza di quanto vi abbiamo letto in distinta, mentre c'è qualche polemica fra le due panchine, perché si lamenta il Petrarca Padova per l'intervento della panchina pesarese, qualche schermaglia. Gli arbitri avevano fischiato un calcio di punizione sul tocco bis in prima istanza di Miarelli all'interno della stessa azione, e poi nel confronto fra i due direttori di gara è emerso che in realtà il pallone era stato toccato dalla formazione veneta. Onestamente non mi sono accorto quale fosse o qual è la verità, Giovanni. Dal confronto fra gli arbitri è emerso che la decisione presa inizialmente non era corretta. La decisione non era corretta, mi è piaciuto molto l'atteggiamento dell'arbitro sotto la tribuna, è venuto in mezzo al campo, ha chiesto scusa e tutto ricomincia tranquillamente. Sono state un paio di scaramucce tra le panchine, ma fa parte del gioco, niente di trascendentale assolutamente, ognuno fa la sua parte e il crono. Ovviamente il cronoman adesso in questo istante sta richiamando un po' all'ordine tutti, niente di particolare. Attenzione a De Oliveira che si gira sulla sua mattonella, spara, tiro ribattuto, arriva Cuzzolino, come ha sottolineato il nostro Giovanni Casisi, è entrato da poco in campo lui, come gli altri tre che completano questo quartetto con Taborda, Salas, Cuzzolino e De Oliveira, oltre ovviamente a Miarelli fra i pali. Cuzzolino tripletta nella scorsa gara qui al Paladino Pizza contro Genova, il primo gol in particolare è stato straordinario. Poi Taborda, quindi Salas prova a entrare nella difesa avversaria all'Italservice, controllo deficitario da parte di Cuzzolino, ricomincia ancora il proprio attacco la formazione di mister Colini, prova ad affondare il colpo sulla fascia, Salas mette forte in mezzo, blocca il pallone e lo fa suo Bastini, numero 1 della formazione veneta, che poi cede per Rafinha all'indietro. L'azione viene ricominciata, adesso c'è Capitan Jorge Alba che dà avvio questa trama dei veneti. Salas tampona ancora, non fa uscire dalla sua metà campo l'Italservice rispetto al Petrarca Padova. Ancora sale Taborda, tutti e 4, anzi tutti e 8 i giocatori nella stessa metà campo. Qua viene ritenuta fallosa l'iniziativa, l'entrata senza palla di Salas su Rafinha e quindi c'è il secondo fallo, sì, a carico dell'Italservice in questo primo tempo. 3 sul tabellone sono segnati a carico invece del Petrarca. Sali. Gioco ripreso, ancora a imbastire la sua azione offensiva il Petrarca Padova, il pallone va da Capitano anche Alba, l'appoggio corto, attenzione a Cuzzolino che ruba palla, si crea l'occasione per calciare, bell'intervento difensivo da parte del numero 17 dell'Italservice Pesaro, Leandro Cuzzolino, poi con precario equilibrio è andato a calciare, non ha trovato lo specchio della porta,
buona iniziativa però da parte di Cuzzolino, che si conferma in queste prime battute in buono stato di forma. Continua a trascorrere il cronometro col punteggio a reti inviolate, 0-0, sin qui dominio territoriale, poco più dell'Italservice, Giovanni. Sì, dominio territoriale, poche occasioni, adesso punizione per il Pesaro. Il Petrarca Padova ha veramente un ottimo possesso palla, però il Pesaro riesce ad arrivare a contrasto con il pallone, i giocatori riescono sempre a partire dal punto giusto e riescono sempre a mettere in difficoltà i giocatori del Petrarca. Anche nell'occasione precedente con Cuzzolino che ha rubato palla al limite dell'area c'è stata una buona possibilità di fare gol, soprattutto per questo motivo, perché i giocatori del Pesaro partono quando parte la palla del Padova, che passa la palla al compagno. Tempo di aggressione del pallone decisamente ottimale, bella sottolineatura questa da parte di Giovanni Casisa, mentre c'è un calcio di punizione. Attenzione perché è il quarto fallo a carico del Petrarca, la rincorsa di Salas, il tocco è per Cuzzolino, la palla va da Marceligno, sinistro bloccata abbastanza agevolmente da Bastini, si resta solo 0-0, rilancio lungo subito, palla recuperata da Miarelli, riparte, si può creare il 3 contro 2, Salas prende il pallone ma Rafinha è stato fenomenale nel recuperare alla stessa velocità di Salas, che è già un'impresa, è partito allo stesso tempo, è riuscito a tenere fianco a fianco il numero 8 dell'Italservice e quindi come lui ha stoppato il pallone, ci ha messo il piede e ha mandato la sfera in fallo laterale. Grande impegno, grande dedizione, grande lettura con tempo perfetto in sede di non possesso palla per Rafinha, ma insomma non lo scopriamo certamente questa sera il numero 11 del Petrarca Padova. Provvidenziale in questo break difensivo, insiste l'Italservice, 7 minuti sul cronometro, 0-0, Salas, Taborda, palla per Cuzzolino che stava tagliando a venire incontro su questa linea di passaggi in mezzo al campo. Cuzzolino cerca lo spazio per andare al tiro, trova il tempo ma non il varco giusto, pallone che viene murato e quindi rimessa laterale per l'Italservice Pesaro. Continuiamo a sentire un po' di rumore qui a bordo campo, le due panchine insomma stanno facendo parecchio chiacchiericcio con il crono, sapete, le solite schermaglie in cui tu stai zitto, tu stai seduto, tu metti la casacca eccetera eccetera, mentre c'è il tentativo di numero di Cuzzolino che guadagna un calcio d'angolo con una giocata delle sue che adesso abbiamo imparato però, l'abbiamo vista live con i nostri occhi qui la settimana scorsa e quindi l'altra volta ci aveva lasciato a bocca aperta, stavolta ce la aspettavamo, ma è sempre un gran bel vedere. Anche te Giovanni facevi queste finte qua, vero? Diciamo non proprio, soprattutto con la stessa qualità e con la stessa velocità non le facciamo a Cuzzolino quando parte dal fronte offensivo destro, è pressoché immarcabile perché o rientra sul sinistro e distrugge il portiere avversario o anche grazie a questa finta va via dalla parte opposta, è un giocatore fantastico. Sempre pericoloso come prova ad esserlo adesso Salas, quindi Cuzzolino interviene a supporto, palla per Taborda, cerca di sfondare sulla corsia sinistra, non trova un varco, si appoggia su Cuzzolino, ancora lui, verticalizzazione verso De Oliveira, Rafinha chiude, certo che Rafinha è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, è onnipresente con e senza palla. Rafinha mi sta impressionando dal punto di vista della qualità della corsa, cioè prima ha fatto 80 metri, attenzione, ha fatto 80 metri di corsa, 40 metri verso il portiere avversario, ha fatto un recupero incredibile in una frazione di secondo, veramente fantastico. Rafinha, campione assoluto, giocatore che farebbe comodo, come abbiamo detto, a qualsiasi allenatore e se lo gode ovviamente mister Giampaolo, mentre cerca di entrare nel cuore della difesa avversaria De Oliveira sull'assist di Salas, poi commette fallo lo stesso De Oliveira, è un nulla di fatto anche in questa circostanza. 4-3 la situazione falli quando ci avviciniamo a metà del primo tempo e siamo sempre sul punteggio di 0-0. Ancora la pressione di Cuzzolino, che botta in faccia per Cuzzolino, abbiamo vista live questa, ha preso credo in maniera abbastanza involontaria ma durissima con la spalla, un blocco involontario, il fisico insomma del suo diretto avversario non è dei più piccoli e Cuzzolino ovviamente è caduto a terra. Il blocco c'è stato ma non voleva colpirlo al volto, questa è la nostra lettura. Resta a terra dolorante Cuzzolino. Vedete il primo piano sui sanitari dell'Italservice Pesaro che prestano soccorso al numero 17 dell'Italservice Pesaro. Si rialza, speriamo senza particolari problemi. La botta ricevuta da Victor Mello, insomma è stata bella tosta.
Ah sì, abbiamo sentito la botta qua dalla nostra postazione, speriamo che non si sia fatto niente di male, sembra di no, sembra che riesca a recuperare adesso, dopo qualche secondo in panchina sicuramente riuscirà a entrare in campo. Molto importante secondo me è la gestione dei falli, perché entrambe le squadre, una squadra ha 4 falli, l'altra 3, ancora non siamo a metà del primo tempo, quindi credo che entrambe le squadre dovranno leggermente abbassare la pressione per cercare di non incorrere in altri falli. Gioco ripreso, attenzione ai falli, dice Casisa, e siamo 4-3, quindi non lontani dal bonus e mancano ancora 11 minuti e 10 secondi all'intervallo. Canal rientrato in campo, come ora adesso anche Tony Dandel ed Onorio dialogano loro, il pallone arriva da De Oliveira, prova ad accentrarsi De Oliveira, si gira ma viene murato anche in questo caso, poi il pallone arriva da Jorge Alba, il capitano, da un'occhiata in avanti, visione panoramica, si appoggia su Victor Mello, si fa vedere sulla fascia Parrell, ignorato, lancio in avanti ancora all'indirizzo di Victor Mello, pallone troppo lungo, nulla di fatto, ancora 0-0, rientra Marcelinho per De Oliveira, ovviamente tanti cambi da una parte e dall'altra, in particolare va a ruotare i 2 quartetti Colini ogni 4-5 minuti circa, quindi dopo 9 minuti abbiamo visto rientrare adesso il quartetto di movimento che aveva iniziato la partita. Sì, credo che mi sembra che il Pesaro abbia leggermente un roster diciamo più profondo nelle rotazioni rispetto a quello del Pescara e del Pescara del Padova. Scusate, il Padova ruota sempre quei 6-7 uomini, mentre mi sembra che il Pesaro abbia qualche giocatore in più da ruotare. Beh, sicuramente sì, questo è noto, mentre Tony Dandel fa una gran bella cosa, calcia trovando lo spazio per farlo all'interno della difesa avversaria, si fa trovare pronto Bastini che ribatte il pallone, prova il tap-in, un calciatore biancorosso, c'è una deviazione e quindi alla fine deve, fra virgolette, accontentarsi del calcio d'angolo. L'Italservice Pesaro, manca il protagonista principale, cioè il pallone che arriva adesso a disposizione di Onorio, da un'occhiata, Onorio, pallone forte in mezzo, la palla viene spedita fuori, la rincorre il capitano Tony Dandel, lascia scorrere però per la presa comoda di Miarelli, lancio in avanti verso Marceligno, pallone leggermente troppo largo, incontrollabile in questo caso. Ci prova adesso allora il Petrarca Padova, la sfera arriva da Parrell, quindi Fornari per Jorge Alba, ancora Parrell in avanti, Fornari, bella azione del Petrarca Padova che va alla conclusione, chiude tutto Onorio, rischio e c'è il vantaggio del Petrarca Padova, 1-0 con la zampata da parte di Victor Mello, se non ho visto male 1-0, prima volta che si affaccia nella metà campo avversaria, lo sta dicendo a voce alta Colini, lo abbiamo sentito pochi istanti fa, e su un pallone tra l'altro rimasto lì che Onorio ha provato a spazzare via, c'è stato un malinteso e ha trovato la zampata vincente Victor Mello. Comunque 1-0 per il Petrarca Padova dopo 10 minuti e 10 secondi, così è cambiato il punteggio. Sì, diciamo un gol leggermente casuale, c'è stato un batti e ribatti al limite dell'area, Onorio ha cercato di spazzare, non è riuscito, c'è stato un attimo di indecisione e nessun difensore biancorosso è arrivato per spazzare questa palla e si è avventato Victor Mello, ha realizzato 1-0, è un 1-0 molto importante perché cambia diciamo, l'aspetto tattico della partita, il Pesaro sarà costretto a continuare ad attaccare, il Petrarca potrà anche chiudersi e ripartire in contropiede, diciamo che è un gol che per i biancorossi non ci voleva. Per i biancorossi no, ma per la formazione veneta decisamente sì, è un gol importante che dà fiducia alla squadra di Giampaolo che comunque stava difendendo con ordine, va detto che non ha lasciato nessuna occasione vera, pulita all'Italservice fino a questo momento, quindi onore e merito alla prestazione degli ospiti e vediamo la reazione dell'Italservice Pesaro, affidata in questo caso al sinistro di Onorio, sfortunato protagonista nella circostanza precedente, tiro murato e quindi deve accontentarsi di una rimessa laterale in zona d'attacco. L'Italservice Pesaro, il pallone arriva da Marceligno, il controllo è sbagliato, prova la ripartenza il Petrarca Padova, ferma tutto sapientemente, spende questo fallo e quindi si becca questo giallo. Marceligno ammonito. Questo è un fallo e un cartellino giallo speso bene, aveva sbagliato il controllo Marceligno e Raffigna o Parrell, mi sembra Parrell stava prendendo la palla e si stava involando verso la porta e l'ha dovuto fermare prima che si potesse involare verso Miarelli, e devo fare veramente i complimenti a Petrarca Padova, sta giocando veramente molto bene, ho veramente un'ottima squadra.
Sì, si sta comportando davvero molto bene il Petrarca Padova contro una buonissima comunque Ital Service Pesaro, che non ha molto da rimproverarsi se non quella di non essere riuscita a creare occasioni da gol clamorose. Ancora una pressione efficace, le concede poco alla squadra ospite, una partita giocata ad alto livello dalle due formazioni, ce lo aspettavamo e così si sta verificando ancora. Il pallone controllato da Joselito, il cuoio che viene spedito in avanti da Fornari, nessuna intesa con i compagni, palla nuovamente regalata all'Ital Service Pesaro, non riesce ad uscire bene dal pressing la squadra veneta, eppure nell'unica vera azione in cui ha guadagnato l'area di rigore avversaria, senza peraltro creare un pericolo particolare, in qualche modo ha trovato il gol del vantaggio. Questo è il riassunto sin qui del match, mentre Canal pesca Tony Dandel, l'imbucata è buona per Marceligno, in avanti ancora Tony Dandel, il capitano tra i più propositivi, tocca all'indietro, ricomincia da Onorio, le finte di Onorio, va da Marceligno, prova a inventare Marceligno, doppio passo destro a incrociare, bella giocata di Marceligno, il pallone termina fuori, non c'è stata deviazione e quindi si riprende dalle mani di Bastini. Un lampo di Marceligno, servono comunque sia queste giocate all'Ital Service Pesaro dei suoi giocatori più offensivi in particolare. Servono le giocate tutti i suoi terminali d'attacco, soprattutto in una serata come questa, dove ricordiamoci che manca Borruto, che per il Pesaro è un giocatore determinante, spesso volentieri finalizza il gioco e riesce anche a fare dei gol da situazioni, da soluzioni assurde, quindi ci vuole il miglior Marceligno per sopperire a questa mancanza. Eh sì, hai fatto bene a sottolineare l'importanza di Borruto, che non è solo un grande finalizzatore in terminale offensivo, ma anche quello che crea scompiglio, che crea panico nella difesa avversaria, che le sbilancia le altre squadre, mentre adesso è sbilanciato il Pesaro, contropiede del Petrarca, il palo colpito da Rafinha sul secondo attacco del Petrarca Padova. Clamorosa questa prima parte di gara, questi primi 12 minuti e mezzo, un attacco e mezzo del Petrarca, un gol e un palo, in questo caso colpito da Rafinha, e allora arriva il time out di mister Colini sul punteggio di 1-0. Gioco che sta per riprendere dopo il time out, 4-4 la situazione falli, 1-0 il punteggio in favore del Petrarca Padova, pressione adesso portata dalla squadra di mister Giampaolo, sfera recuperata però da Taborda che allarga per Marceligno, attaccano tutti i biancorossi, arriva a supporto Salas, cade a terra, qui probabilmente c'era il fallo da parte dei veneti, non è così per la coppia arbitrale che ovviamente come si avvicina il sesto fallo alzano l'asticella del coefficiente necessario per fischiare fallo, ma questo vale per tutti, non solo per questa partita, ormai siamo abituati. Qui ci poteva stare fallo, non era clamoroso, si è continuato a giocare e continua ad attaccare ora l'Ital Service Pesaro con Taborda che trova Salas, bello il destro che chiama in causa Bastini, palla ribattuta e sfera che carambola sui piedi di capitano Jorge Alba, il numero 7 in maglia nera cede poi a Parrell, lancio in avanti nel vuoto, non riesce ad uscire dal pressing dei biancorossi il Petrarca Padova, ma è forte del vantaggio, 1-0 la squadra di mister Giampaolo. Realizzato il gol al 10° minuto e 10 secondi da Victor Mello. Salas per Taborda, Taborda per Cuzzolino, si fa vedere Marceligno, invoca il pallone, viene ignorato. Ancora Cuzzolino, palla intercettata nuovamente dal capitano Galba che riparte, fermato alla grande da Salas, grande break difensivo da parte del numero 8 dell'Ital Service Pesaro. Ora Taborda prova ad affondare sulla fascia, cambia idea, va dalla parte opposta a Salas, ovvero da Cuzzolino.
L'imbucata è per Marceligno, cerca spazio, cede a Salas, chiude tutto ancora una volta Oselito. Calcio d'angolo per l'Italservice Pesaro che sta provando ad accelerare dopo il time out di mister Colini. Giovanni sta provando ad agguantare il pareggio, sarebbe fondamentale perlomeno farlo. Attenzione, scusa, calcio d'angolo, la battuta volante di Marceligno sul cross di fatto di Salas, palla fuori, dicevi? Dicevo, sarebbe fondamentale per il Pesaro trovare il pareggio prima della fine del primo tempo, ancora è lunga, mancano 6 minuti e 5 secondi. Attenzione a questa azione avviata subito da Miarelli, Cuzzolino cerca un varco, non lo trova, gran chiusura anche in questo caso da parte di Parrelli in tandem con Rafinha, difesa pressoché perfetta fin qui da parte del Petrarca Padova. Salas pesca Marceligno, bella girata di prima di Marceligno, non si passa, questa è una bella parata di Bastini, ancora Marceligno cerca il varco, lascia il pallone verso Taborda, il dialogo fra loro due in area ed è un gran gol di Pablo Taborda, 1-1. Pareggio del Pesaro, l'avevamo appena chiamato, il Pesaro stava cercando di agguantare il pareggio e grazie a un 1-2 tra Taborda e Marceligno è arrivato questo gol, uno pari. Il portiere Bastini è incolpevole dopo aver già effettuato un paio di miracoli. Prima di questo gol non ha potuto fare niente sul tiro del numero 14 Pablo Taborda. Pareggio per il Pesaro, uno pari, 5:40 al termine del primo tempo. E ora diciamo che il Petrarca dovrà provare a continuare a chiudersi, continuare a ripartire come ha fatto prima di questo pareggio. È davvero un gran gol quello che ha realizzato Pablo Taborda, lo scambio sullo spigolo del campo versante opposto rispetto al nostro punto di osservazione, il dialogo con Marceligno, se non vado errato, pallone di ritorno perfetto e poi Taborda da un angolo molto complicato ha trovato comunque il piattone vincente. Allora gol realizzato dopo 14 minuti e 20 secondi del primo tempo per Taborda, la firma dell'1-1. Taborda che peraltro abbiamo saputo era a rischio presenza in questa settimana perché durante appunto gli allenamenti questa settimana ha avuto qualche problema, mentre attenzione c'è il pallone rubato, De Oliveira prova a servire Salas, c'era forse un tocco di mano dei veneti, poi invece il fallo l'ha commesso De Oliveira ed è il quinto fallo a carico dell'Italservice Pesaro a 5 minuti dal termine. Caos in campo, ha suonato la sirena per segnalare il quinto fallo. Il Petrarca, non so, forse ha battuto, ci hai capito qualcosa Giovanni, io no? Sul quinto fallo sembrava che avesse suonato la sirena, non si capiva se era una sirena, se era il time out, si sono fermati tutti, non si è capito se il Padova aveva battuto la punizione o meno, l'arbitro ha fischiato e ricominciamo. La sirena ha suonato sicuramente per segnalare il quinto fallo, il fatto è che il Petrarca, se non ho visto male, se la testa non mi sta perdendo i colpi del tutto definitivamente, avesse battuto, perché il pallone da quella posizione là era qua sotto i nostri occhi, quindi probabilmente ha battuto rapidamente e poi Pesaro ha rubato palla. Sa che la storia è questa, ha battuto rapido, la sirena ha suonato tardi, si sono fermati perché pensavano magari che la sirena imponesse uno stop, Pesaro ha recuperato il pallone, ha continuato a giocare e a quel punto si è lamentata l'Italservice Pesaro. Vabbè, confusione generale, fatto sta che adesso mancano 4 minuti e mezzo, parità perfetta nel punteggio 1-1, situazione falli, come dicevamo ormai da diversi minuti, da tenere sott'occhio perché Pesaro ha esaurito il bonus, è a quota 5 a 4 minuti abbondanti dal termine, Padova invece ne ha commessi 4. Cuzzolino riceve da Taborda, si gira, Cuzzolino! Una gran giocata e la risposta ancora di Bastini, che è vero che ha fatto solo un paio di parate dal difficile al molto difficile, ma iniziano a essere diverse adesso. Sì, iniziano ad essere 3-4 parate. Mentre ci riprova Taborda, tiro deviato, o meglio ci è sembrato deviato il tiro, non per la coppia arbitrale, per quanto si sono guardati i due colleghi per capire se questa deviazione ci fosse stata o meno. Alla fine sono giunti alla conclusione del no, e comunque un altro tentativo prima di Cuzzolino, poi di Taborda. Siamo a una decina di conclusioni verso lo specchio della porta avversario da parte dell'Italservice sul punteggio di 1-1.
Sì, ora l'Ital Service ha preso campo, riesce ad arrivare facilmente su 10-12 metri, riesce a puntare l'avversario e riesce a cacciare in porta. Ho cercato di ascoltare il time out dell'allenatore avversario, mi è sembrato di capire che abbia detto che è preoccupato solo da una situazione, quando il Pesaro è sul fronte offensivo destro, come adesso Cuzzolino, e il difensore del Padova concede troppo spazio, concede 1,5 metri, lui vuole da 1 metro o anche meno. Pressione totale, non bisogna lasciare spazio alle giocate di questi campioni, mentre Salas aggancia un pallone straordinario, riesce anche a calciare. Bastini però è messo bene anche in questo caso, riesce a ribattere anche questa conclusione. Andrea Bastini, classe 1988, alla testa del primo palo, ha neutralizzato anche questa conclusione di Salas, che si appresta alla battuta sul calcio d'angolo. Pallone forte in mezzo, una deviazione, ancora Salas, ping pong in mezzo all'area semi rovesciata di Taborda, palla che termina alta, voleva il nuovo corner. L'Ital Service Pesaro, non è stato così per i direttori di gara, mentre Miarelli lotta con Fornari, alla fine recupera il pallone, si arrabbia con l'arbitro perché il numero 9 avversario avrebbe giocato in maniera non correttissima su questo pallone alto, mentre Giampaolo, praticamente il mister del Petrarca, sta correndo davanti alla panchina come fosse un uomo di fascia qualunque, tra virgolette, scherziamo ovviamente. Sta vivendo in maniera molto intensa questa partita, e come biasimarlo, insomma, tu le vivi le partite. E tra l'altro ti sei lasciato scappare da pesarese la squadra avversaria riferita al Petrarca Padova, ti tiriamo le orecchie qui, imparzialità massima. Certo, noi siamo qua solo per divertirci e per lo spettacolo. Sì, il mister Giampaolo sembra è il sesto uomo, diciamo, avanti indietro, incita i suoi giocatori. Attenzione, Cuzzolino pesca d'Olivera, conclusione Mura questo tiro. La retroguardia del Petrarca, c'è bisogno del pallone, quindi come ti stavi dicendo giustamente Giovanni, il mister Giampaolo sta vivendo al 1000% questa partita. Calcio d'angolo, ti interrompo e ti lascio un attimo da parte per seguire questo calcio d'angolo, per raccontarlo. Cuzzolino, palla all'indietro, Taborda stoppa, finta, prova ad entrare dentro, alla fine lascia il pallone a Cuzzolino, cerca il varco, lo aiuta De Olivera nel trovare un po' di spazio, chiude ancora una volta la retroguardia del Petrarca con Parrella, squadra anche molto esperta che sa leggere ogni situazione. Davvero un quintetto importante quello del Petrarca Padova. Se pensiamo che ci sono i 5 in campo, più stanno per entrare gente come Jorge Alba, piuttosto che Rafinha o Oselito, quindi insomma è vero che la panchina magari sarà un po' più corta, ma 7-8 giocatori di altissimo livello per la squadra veneta. 2 minuti e 35 secondi al termine del primo tempo. Cuzzolino scarica per Taborda, il pallone in avanti per De Olivera, si fa vedere Taborda, attacca lo spazio, la sfera per Fortini, quindi Cuzzolino, il pallone sul sinistro, cerca qualche finta per andare a calciare, la palla gli torna da De Olivera, lo scarica per Fortini, ritmo forsennato per i ragazzi mister Colini, non trovano il varco buono, ancora Cuzzolino, un altro tiro, un'altra parata di Bastini, incredibile, è un tiro al bersaglio. Adesso da qualche minuto l'Ital Service Pesaro non solo voleva pareggiare prima dell'intervallo, ma sta provando in tutti i modi anche ad andare in vantaggio. Nulla da rimproverare alla squadra di mister Colini sul piano della prestazione, della continuità, dell'intensità, mentre ci prova anche Fortini. Stavolta la deviazione è più marcata e quindi c'è il calcio d'angolo. Ogni 20 secondi l'Ital Service calcia adesso. Adesso sembra un tiro al bersaglio. Bastini è strepitoso, a parte nell'occasione del gol, veramente sta parando di tutto, però il Pesaro ha preso proprio campo, riesce ad arrivare su 12 metri e, come diceva l'allenatore del Petrarca Padova, i giocatori del Padova sono troppo lontani dall'attaccante pesarese, e quindi grazie alle qualità dei vari Cuzzolino, Taborda, Fortini e più ne metta, riescono a spostare palle e a calciare in porta. Finora Bastini sta tenendo in piedi la baracca del Padova. Sì, seppure va detto che sono tutte parate normali, non voglio dire facili perché sarebbe offensivo, riduttivo e offensivo, non me lo voglio e non me lo posso permettere, però insomma sempre molto ben posizionato, concentrato, parate normali. Il fatto è che iniziano ad essere tante. Ora Cuzzolino, una bomba col sinistro che colpisce e fa 100 punti sul petto di Fornari, che si rialza come se nulla fosse accaduto. La palla è arrivata direttamente dalle parti di Miarelli, quindi l'imbucata di Cuzzolino all'indirizzo di De Olivera, arriva a supporto Fortini, prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce, si riparte dalla rimessa in favore del Petrarca Padova
mentre mancano 111 secondi all'intervallo. È rientrato in campo Canal, c'è in piedi anche Onorio, c'è in piedi anche Marsiligno, vediamo se ci saranno altri cambi. La pressione efficace di Taborda mentre Canal calcia il pallone addosso a un avversario. Voleva la rimessa laterale l'Italservice Pesaro, non è stata convalidata ai biancorossi e quindi può attaccare adesso il Petrarca Padova. 1 minuto e 45 secondi alla fine. Capitan Victor Mello all'indietro, il pallone adesso arriva dalle parti di Oselito, le sue finte su Canal, prova ad accentrarsi Oselito, l'imbucata, quindi pensa al tiro ma rinuncia, poi c'è l'imbucata, quindi Onorio rischia sulla pressione di Rafinha, rimessa laterale per la squadra di mister Giampaolo. Ancora 92 secondi all'intervallo, può attaccare il Petrarca Padova. Pallone toccato da Paganini, Victor Mello prova il triangolo con Rafinha ma aveva letto bene la situazione Onorio, che quindi ha chiuso la traiettoria di attacco, di corsa del suo avversario e poi ha protetto quella linea di passaggio lasciando scorrere il pallone oltre la linea della rimessa da fondo campo già effettuata con Miarelli che ha appoggiato per Canale, e quindi Onorio, Fortini, bene di prima con gran tempo e qualità per De Olivera, il pallone di ritorno per Fortini, colpo di tacco, smista all'indietro per Canal, cerca il momento buono per calciare, non lo trova l'Italservice Pesaro, può andare in 1 contro 1, Onorio, la sfera che arriva da Canale, le sue finte su Victor Mello, quindi De Olivera lavora il pallone, spalla alla porta, si gira a sinistro e ancora Bastini a negare il gol all'Italservice Pesaro, sempre con una parata apparentemente facile ma è sempre al posto giusto al momento giusto. Davvero bravo il numero 1 del Petrarca Padova. Pallone alzato adesso, la sfera arriva da De Olivera, quindi Canal prova ad affondare sulla fascia, calcia forte, concede il contropiede di fatto al Petrarca Padova, il pallone da capitano Victor Mello e Miarelli. Questa è una grandissima parata nell'1 contro 1 contro Victor Mello che gli ha calciato a mezza altezza sul primo palo, e lì ci vogliono grandi portieri come Miarelli per negare il gol. Questa è una grande parata, il contropiede avversario è ripartito come sempre, sono partiti ai 3000 all'ora, sono arrivati in porta in 2 passaggi e ha dato un gran tiro perché è in una posizione difficile da parare. Attenzione perché entra nella difesa avversaria il Petrarca, la sfera poi torna fuori da Paganini, quindi Orghe Alba, era Orghe Alba non Victor Mello in precedenza, chiedo scusa. Il pallone adesso arriva da Oselito, ancora Orghe Alba, quindi Paganini gira palla, bella la pressione, De Olivera, ancora Bastini a negare il vantaggio all'Italservice Pesaro. De Olivera forse poteva fare meglio qua, poteva calciare in maniera più angolata, però Bastini davvero sempre reattivo, sempre con la parata giusta, che sia di mano, di corpo o in spaccata, come in questo caso a 25 secondi dall'intervallo ha sfiorato il 2-1 anche l'Italservice Pesaro. Fortini, Onorio, le finte, va sulla fascia, Onorio tiene e c'è la palla che entra in rete ma era già uscita secondo l'arbitro. Allora c'è la ripartenza del Petrarca, 16 secondi alla fine, attenzione a Orghe Alba, al piede va a calciare il capitano del Petrarca Padova, il pallone termina fuori, qui non ci si può distrarre un secondo che c'è un'occasione da una parte e dall'altra. 10 secondi alla fine, Onorio sembra voler dire fermi qua, basta così. 6 secondi, 5 secondi, arriviamo fino all'intervallo in 10 secondi. Che primo tempo è stato, Giovanni? Bellissimo primo tempo, 2 grandi squadre, mi è piaciuto molto, veramente molto il Padova. Il Pesaro è un gran team ma il Padova è venuto proprio a giocarsi la partita, ripartono in contropiede, difendono, complimenti. 1-1 il parziale al termine dei primi 20 minuti effettivi. Noi ci scolleghiamo per qualche minuto, ci ritroviamo per la telecronaca diretta del secondo tempo. A fra poco.
Partiti con il secondo tempo di Italservice Pesaro Bernardinello Petrarca Padova, sfida che nella prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di 1-1, prima il gol di Victor Mello dopo 10 minuti e 10 secondi, poi il pareggio di Taborda dopo 14 e 20. Al mio fianco c'è, come nella prima frazione di gioco, Giovanni Casisa, allenatore delle giovanili dell'Italservice Pesaro ed ex giocatore sino alla Serie B, ha giocato sia al Pesaro che al Fano. Un primo tempo in cui Pesaro ha dominato nettamente sul piano territoriale, dal punto di vista delle conclusioni in porta, ma Petrarca Padova che si è difeso soprattutto nella prima parte con grande ordine, quando ha potuto ha cercato e ha avuto anche modo di far male in contropiede. Pesaro ha avuto tantissime occasioni, molto bravo il portiere avversario, il portiere Bastini, il portiere del Petrarca, ma il Petrarca Padova è una squadra che mi è piaciuta moltissimo perché, ripeto, difende molto forte e ripartono in contropiede con una velocità incredibile, una partita molto difficile. Adesso vediamo i primi minuti del secondo tempo che saranno importanti per capire il canavaccio di questo secondo tempo. Andiamo a scoprirlo con il palleggio adesso che è portato, con il pallone che viene portato in avanti dall'Italservice Pesaro. Tony Dandel, Canal ancora il capitano, quindi Salas sulla sinistra, va 1 contro 1 con Parrella, prova ad accentrarsi, scarica per Canal, pensa al tiro, lo prova, il pallone ribattuto, poi Canal, anche Salas, pardon, e di nuovo Tony Dandel, 3 tiri nella stessa azione, il pallone che è terminato alla fine fuori. Pesaro che subito è partito un po' come nella prima frazione di gioco, con tante conclusioni, in questo caso nessun pericolo diciamo direttissimo particolare per Bastini. Alla fine la sfera è terminata fuori, siamo già dalla parte opposta con il pallone che è arrivato dalle parti di Fornari, scarico all'indietro per Rafinha, il tocco per Victor Mello, l'autore del gol, che ha scaricato per Parrella, quindi Rafinha prova ad affrontare Canal, si trascina la sfera oltre la linea del fallo laterale, nulla di fatto, sempre 1-1 dopo 1 minuto e 47 secondi del secondo tempo. Gara che sembra somigliare a quanto avevamo visto in avvio di primo tempo, quindi sembra somigliare a quanto visto nel primo tempo, col Pesaro a menare delle danze, Petrarca Padova che pressa ma non con la stessa aggressività, la stessa foga e furore dell'Italservice Pesaro, che così riesce ad avanzare. Marceligno, scarico per Saras, finta al tiro, cade a terra, tutto regolare, protesta la panchina, la ripartenza, Parrella, Rafinha spara alto sopra la traversa, volevano il fallo in questo caso i biancorossi. Salas scuote la testa in maniera emblematica, si arrabbia anche Colini che avvicina il direttore di gara dalla sua parte, lamenta questo mancato intervento da parte della coppia arbitrale e l'occasione successiva in favore del Petrarca Padova. Di nuovo possesso adesso per l'Italservice, Tony Dandel, il pallone va da Salas, quindi Marceligno, ancora Salas, bella azione dell'Italservice, si allunga il pallone, Salas regala il contropiede, attenzione, momentaneo 2 contro 1, addirittura 3 contro 1, Rafinha a destra, il pallone termina fuori, incredibile occasione per il Petrarca Padova, chiama subito time out mister Colini, dopo 2 minuti e mezzo, 2 contropiedi concessi in maniere differenti, però chiama time out mister Colini. 2 contropiedi concessi, soprattutto questa è una grandissima occasione per il Padova e Fulvio Colini non è assolutamente contento di questo inizio. Credo che il Pesaro stia spingendo molto perché è consapevole che passare in vantaggio, andare sul risultato di 2-1 a proprio favore può cambiare tutto il piano tattico della partita e a quel punto il Padova sarebbe costretto ad attaccare, a scoprirsi e quindi i giocatori di Colini sanno quanto è importante passare in vantaggio senza però mai dimenticarsi di continuare a difendere. Non si possono prendere 2 contropiedi nel giro di 30 secondi. Per fortuna ai pesaresi è andata bene e sentiamo adesso Colini che cosa avrà da dire. Suona la sirena a chiudere il time out, stavamo provando a rubare qualche indicazione dalla panchina qui davanti a noi, appunto le indicazioni di Fulvio Colini che dice ok attacchiamo ma c'è tutto un tempo davanti, non concediamo contropiedi gratuiti perché poi altrimenti la partita si può complicare in maniera
irrimediabile. Questo il riassunto di quella parte che siamo riusciti a sentire del time out. Si riparte dal punteggio di 1-1 dopo 2 minuti e mezzo, possesso Ital Service con Salas che appoggia per Canal, quindi Tony Dandel, di nuovo Salas, ancora Canal, si fa vedere Marceligno sulla fascia, non riceve, Canal regala un altro pallone, attenzione alla finta di Fornari, chiude tutto Tony Dandel, grande sterzata e intervento che vale quasi come un gol questo da parte di Tony Dandel, perché stava caricando il tiro Fornari, da quella posizione sarebbero stati guai serissimi per Miarelli. Grande intervento difensivo di capitan Tony Dandel, però è 3 volte che Pesaro regala il pallone al Petrarca Padova e questo sta facendo arrabbiare Colini, che ha chiamato anche De Oliveira e Cuzzolino dalla panchina pronti a subentrare. Il pallone va all'indietro da Bastini che sale, carica il tiro, prova il missile con il sinistro, Bastini che botta, è una deviazione, se non ho visto male, da parte di Salas, addirittura col fianco, con la spalla. Il pallone è stato mandato in calcio d'angolo e quindi Pesaro che deve prestare attenzione anche a questa situazione, Giovanni. Una botta clamorosa di Bastini, quindi potrebbe essere una carta da giocare per il Padova, anche il quinto in movimento, forse anche col portiere addirittura, andando avanti nella partita. O comunque sia le sue conclusioni improvvise, così salendo all'improvviso da calcio d'angolo, rimesse laterali nella metacampo avversaria, e abbiamo visto che Bastini può far male malissimo con il suo sinistro potentissimo. Imposta l'Ital Service, Cuzzolino, bella palla per Marceligno a tagliare a metà la difesa, controlla male Marceligno. Sfera che termina in fallo laterale, la rimessa viene concessa all'Ital Service Pesaro. L'ultimo tocco era stato palesemente di Marceligno. Se verrà confermata questa decisione, questo è un errore abbastanza chiaro da parte della coppia arbitrale. Rimessa quindi regalata all'Ital Service Pesaro. Cuzzolino, Taborda, o perlomeno questa è la mia impressione, quello che ho visto in maniera abbastanza evidente. Taborda le sue finte, prova una giocata sulla fascia, viene affrontato in maniera dura 2 o 3 volte dal capitano avversario Jorge Alba. Taborda vorrebbe il fallo, non è d'accordo con lui l'arbitro, appostato vicino a lui, quindi Taborda imposta, scarica per Marceligno, si fa vedere Cuzzolino, bello il controllo rientrato in avanti, cercava spazio per calciare con il destro, però ha chiuso tutto Joselito. E quindi il pallone recuperato dal Petrarca Padova. Sono trascorsi 3 minuti e 45 secondi di gioco, siamo inchiodati sull'1-1 di primo tempo, ancora pressione dell'Ital Service Pesaro, Salas recupera solo per un istante il pallone, nulla di fatto, mentre Salas viene richiamato in panchina per il cambio da mister Colini. Sarà questa la sua ultima azione di questo frangente di match, mentre Taborda ancora in pressione, la palla esce, ottima pressione dell'Ital Service Pesaro, anche in questo caso esce Salas, rientra in campo Onorio. Ci sono pronti, anzi c'è pronto anche De Oliveira, probabilmente prenderà il posto in posizione di pivot di Marceligno. Attenzione alla rimessa, scambio Cuzzolino, Taborda, Onorio, Taborda, Cuzzolino, palla dalla parte opposta per Taborda, si appoggia su Onorio, palla interessante in mezzo ma con grande freddezza ha stoppato il pallone Victor Mello, l'ha appoggiato a Parrell, poi lo hanno rispedito in avanti i giocatori veneti della formazione veneta sulla idea che era sembrata geniale da parte di Onorio. Non ha trovato però nessun compagno pronto a raccogliere. Imbuca Cuzzolino, palla deviata, rimessa laterale per l'Ital Service Pesaro, mentre Colini ne chiama anche Marceligno e c'è De Oliveira pronto con la casacca sul collo a prendere il suo posto. Attenzione a Marceligno, lo scarico all'indietro per Taborda. Si gioca praticamente su una metacampo salvo ripartenze, Giovanni. Sì, si gioca su una metacampo, sembra la fotocopia di buona parte del primo tempo. Attenzione adesso Cuzzolino l'1 contro 1. Un'altra giocata come quella che abbiamo visto nel primo tempo, viene fermato in calcio d'angolo, il pallone all'indietro per Taborda, destro! Bastini smanaccia, schiaffeggia il pallone e lo manda fuori. Altro ottimo intervento di Bastini. Mi sembra, forse Petrarca Padova mi sembra che sia leggermente stanco, riesce ad arrivare con più difficoltà
Attenzione, i giocatori pesaresi reclamano un fallo di mano per l'arbitro, assolutamente no, anzi no. Dicevi che i giocatori del Petrarca Padova arrivano forse un po' più in ritardo sul pallone, riescono a dare meno aggressione, quindi si schiaccia poi la formazione di mister Giampaolo, mentre abbiamo visto una rimessa laterale in cui l'Italservice lamenta un tocco di mano da parte di un giocatore avversario. Non è stato così per i direttori di gara, rimessa laterale per l'Italservice Pesaro, già battuta da Onorio verso Cuzzolino, ancora Onorio, destro-sinistro, anzi sinistro-destro, quindi Cuzzolino, Taborda prova a imprimere ritmo il quintetto biancorosso, sale Petrarca Padova, c'è spazio adesso per Taborda per affrontare Parrella, la palla arriva da Cuzzolino, la sterzata, il tocco all'indietro ancora per Taborda, le sue finte, entra dentro, scarica per Onorio, l'imbucata, prova il colpo di tacco, Marceligno non riesce ad arrivare all'impatto col pallone come avrebbe voluto, però è un ritmo tambureggiante dell'Italservice. Taborda, le finte, la palla per Onorio, sinistro, destro, e ancora una chiusura da parte di Rafinha, che c'è sempre quando c'è da chiudere, prestazione fin qui mostruosa di Rafinha. Mostruoso Rafinha in fase difensiva, ma Pesaro adesso sta giocando bene, gioca a 2 tocchi, gioca veloce, ha un'ottima qualità di palleggio, riesce a trovare occasioni da rete abbastanza facilmente. Ci prova adesso Onorio, viene spinto a terra, questo era fallo netto, e al momento di calciare ha ricevuto un colpo al fianco sinistro, è caduto, è volato a terra Onorio, tutto regolare per i direttori di gara, rimessa laterale adesso in favore del Petrarca Padova, sorride in maniera amara Umberto Onorio, stava calciando a botta sicura dai 10 metri, ha ricevuto un colpo secco, c'era parso decisamente falloso, non così per gli arbitri, rimessa laterale adesso per i veneti, lancio lungo, Miarelli di testa bene a anticipare l'altissimo giocatore del Petrarca Padova. Numero 8 Paganini, gran fisico per lui. Miarelli con coraggio al limite dell'area, ci è arrivato di testa, colpito con la fronte, ha mandato fuori, mentre Rafinha sul punto di battuta, scodella il pallone dalla parte opposta per Fornari, mette giù la sfera, controllo difettoso, si trascina il pallone oltre la linea del fallo laterale, quindi rimessa in favore dell'Italservice Pesaro. Sempre 1-1 Giovanni dopo 6 minuti e 7 secondi. Sempre 1-1 e il Petrarca Padova in difficoltà ha inserito da pochissimi secondi Fornari, perché la pressione del peso secondo me è molto forte e il Petrarca per uscire da questa pressione spesso secondo me si dovrebbe rifugiare giocando palla al pivot che dia tempo di respirare alla propria squadra. Contropiede del Petrarca, attenzione a Parrella, la sfera arriva dalle parti di Rafinha, la sterzata viene però letta bene dalla difesa del Pesaro, poi Cuzzolino subisce probabilmente 2 falli nella stessa azione, resiste alla duplice carica il numero 17, mentre il cartellino giallo è per De Oliveira, ammonito De Oliveira, non so se per proteste o per un fallo che non abbiamo riscontrato, di sicuro hanno applicato la regola del vantaggio i direttori di gara, perché ora la palla è in possesso, sarà in possesso dell'Italservice Pesaro, comunque sicuramente ammonito De Oliveira dopo 6 minuti e 35 secondi del secondo tempo. È il secondo ammonito di una partita sin qui molto corretta, forse c'è più animosità fuori del campo che non in campo, le panchine fanno un po' più di rumore. Comunque gioco ripreso, Onorio, Cuzzolino, De Oliveira, scarico di nuovo all'indietro per il 17 argentino, arrivato quest'estate dopo una stagione in Spagna con la maglia del Levante, Leandro Cuzzolino, campione del mondo in carica così come gli altri argentini in maglia Italservice, ovvero Taborda e Borruto. Quest'oggi in tribuna sta soffrendo insieme alla dirigenza pesarese Borruto, vicino al direttore Marco Troilo squalificato, poi ci sono anche il consigliere di amministrazione Moreno Bordoni ed altri dirigenti biancorossi vicino al numero 10 dell'Italservice Pesaro, costretto per qualche acciacco alla panchina, mentre spazza la difesa del Petrarca Padova, rischia qualcosa a Onorio, ma con grande freddezza e grande qualità tecnica gioca questo pallone all'indirizzo di De Oliveira, poi Cuzzolino per Taborda, prova ad alzare i giri del motore, l'Italservice Pesaro a caccia di un varco buono per concludere nella porta avversaria, si difende sempre bene però il Petrarca Padova e si resta inchiodati sull'1-1 di primo tempo. Fra l'altro in questo secondo tempo solo un fallo a carico di ciascuna delle due formazioni, 1-1 la situazione falli diventa un fattore meno importante, perlomeno questo sembra essere fino a questo momento nel secondo tempo.
con l'Ital Service che sotto la tribuna, dove sono presenti anche il presidente Lorenzo Pizza e la moglie Simona, si ritaglia uno spazio buono per calciare ancora con Onorio. Colpisce rasoterra, questa conclusione rasoterra di Umberto Onorio viene contratta da un giocatore del Petrarca Padova che manda in calcio d'angolo, il pallone alzato per Cuzzolino, una volée, quella che esibisce il numero 17 argentino, palla murata letteralmente e quindi ribattuta in fallo laterale. Torna in campo Canal, cede a Cuzzolino, di nuovo Onorio, è un monologo dell'Ital Service Pesaro, accelera Onorio, viene ostacolato però bene da Parrella, si trascina la sfera oltre la linea del fallo laterale, anzi di fondo campo, siamo già dalla parte opposta e come hai detto bene prima tu Giovanni, fa quel lavoro lì Fornari, riceve i palloni lunghi per far respirare perlomeno con la palla il Petrarca Padova, che da quasi 10 minuti praticamente si sta esclusivamente difendendo dagli attacchi dell'Ital Service Pesaro. Numero, un abracadabra sullo stretto di De Oliveira che prova a scappare ad altri due avversari, viene falciato, regola del vantaggio applicata dai direttori di gara, era stato letteralmente falciato De Oliveira, poi ha toccato probabilmente in maniera involontaria il pallone con una mano, vorrebbero il giallo i componenti della panchina del Petrarca Padova. Ha dato l'impressione addirittura di voler togliere il braccio De Oliveira, palla fuori, viene applicata la regola del vantaggio, un fallo a carico dell'Ital Service Pesaro, secondo noi decisione giusta da parte del direttore di gara. Volevano il secondo giallo, Giovanni, quelli del Petrarca Padova. Il fallo indubbiamente era netto, sulla munizione non saprei cosa dire, anche perché il fallo è stato commesso sotto la panchina del Petrarca Padova e dalla nostra posizione non si poteva neanche vedere benissimo. Proprio De Oliveira adesso riceve un pallone in verticale, 180 gradi sulla sua mattonella per calciare di prima intenzione, tiro deviato in calcio d'angolo, si riporta in avanti l'Ital Service Pesaro mentre ci avviciniamo a metà anche del secondo tempo. Corner che sta per essere battuto da Salas. Bella palla per Cuzzolino, prova a calciare ancora una volta col sinistro, colpisce male, sfera riguadagnata dal Petrarca Padova, poi allontanata dalla difesa veneta, esce Cuzzolino, torna sul rettangolo di gioco Tony Dandel, col contagiri aveva pennellato questo cross da calcio d'angolo Salas per Cuzzolino, che però ha avuto paura di un intercetto avversario, quindi poi è andata a calciare con ritardo e quindi nulla di fatto. Pallone in avanti per Fornari, prova a tenere il pallone lì, viene fermato da Tony Dandel che in fase difensiva è stato un baluardo totale, qua rischia l'Ital Service, fallo ai danni di Salas che è stato perfetto nell'anticipare Victor Mello ed è stato un intervento in anticipo decisivo, Giovanni. Sì, intervento decisivo perché Victor Mello si stava avvicinando al pallone, era a 20 cm dalla porta, sarebbe stato un gioco da ragazzi per lui metterla in gol e fortunatamente Salas è arrivato prima, è riuscito anche a prendere un fallo e quindi si riparte con un calcio di punizione dall'area del Pesaro. Fortunatamente ovviamente riferito alla sua provenienza, ci manda giustamente anche a quel paese per la sottolineatura. Davvero prezioso il contributo quest'oggi in commento tecnico di Giovanni Casisa, lo prendiamo un po' in giro perché la prima volta vale per tutti e quindi tocca anche a lui, mentre torniamo seri con la telecronaca diretta con l'Ital Service Pesaro che prova a creare una rete di passaggi buona per stanare la difesa avversaria, missione fallita, palla recuperata dal Petrarca e poi di nuovo dall'Ital Service con Canal che gira attorno a Fornari, accelera Canal, prova a mettere il pallone in mezzo, è un missile per De Oliveira che lo controlla bene, poi però ha un malinteso con Salas e il pallone termina fuori, era rimasto fermo sulla sua mattonella il numero 8 biancorosso, mentre De Oliveira riceve ancora un po' di ossigeno, ovvero il cambio da Marceligno. Staffetta fra pivot anche in questo caso, rimessa laterale battuta male dal Petrarca Padova e quindi il pallone diventa di dominio dell'Ital Service Pesaro, rimessa nella metà campo avversaria che sta per essere effettuata da Salas. Si fa vedere in posizione arretrata a Canal, riceve lui, poi lo scambio è con lo stesso Salas, cerca spazio al centro, il pallone torna da Canal, quindi Marceligno va ad affrontare Fornari, cerca il dribbling, rimessa laterale per l'Ital Service già battuta, Salas di prima dentro per Canal, cerca spazio per entrare
nella difesa avversaria, non lo trova Tony Dandella, le sue finte, lo scarico per Salas e ancora Ital Service Pesaro che cerca di sfondare, non trova varchi. Canal, conclusione in diagonale, palla fuori. Siamo a 9 minuti e 38 secondi dalla fine, ci prova per l'ennesima volta l'Ital Service Pesaro. Lo sguardo di Fulvio Colini verso la nostra postazione vale più di 1000 racconti, come a dire ci stiamo provando in tutti i modi, ma non entra questo pallone per un Ital Service che a livello di prestazione non ha granché, Giovanni, dal mio punto di vista, da rimproverarsi, semmai lo ha dal punto di vista della finalizzazione, degli ultimi metri, delle conclusioni, di più non so che dire. Al Pesaro manca, in questo secondo tempo manca solo una cosa, il gol, riesce ad arrivare a calciare facilmente, anche se questi ultimi 2-3 minuti il Petrarca si è organizzato meglio in fase difensiva. E attenzione, adesso c'è un contropiede, stavo guardando Matteo, l'allenatore del Petrarca, Giampaolo. Scusa, ti fermo perché c'è un po' di spazio per questo attacco dell'Ital Service con Canal, si è sistemata però la difesa del Petrarca, tiro deviato di Canal, palla in calcio d'angolo, ancora Mauro Canal al tiro, palla deviata, dicevi? È uno spettacolo guardarlo, avrà fatto chilometri, su e giù per tutta la sua metacampo, incita i propri giocatori, è veramente bello da vedere. Chissà se è l'orologio di quelli moderni che segnalano i chilometri percorsi, poi alla fine proveremo anche a chiedergli questa cosa, mentre spazza la difesa del Petrarca Padova dopo l'ennesimo tentativo dell'Ital Service Pesaro non andato a buon fine, guadagna una rimessa laterale il quintetto di Fulvio Colini, 9 minuti e 16 secondi al termine, punteggio fermo come nel primo tempo sull'1-1, pallone alzato da Salas, malinteso questa volta con Canal, la palla arriva direttamente in tribuna, rimessa quindi per il Petrarca, lancio in avanti all'indirizzo di Capitan Jorge Alba, all'indietro per Parrell, si fa vedere Victor Mello sulla fascia, riceve ancora Parrell, Rafinha pressato da Salas, così come Canal va a dar fastidio a Parrell, Victor Mello spalla alla porta alla pressione di Marceligno, ora Rafinha che è infastidito da Salas, buona la giocata di Rafinha a creare un po' di spazio in attacco per il Petrarca Padova che entra e esce, ora attacca fronte porta, gran chiusura ancora una volta di Tony Dandella, la rimessa laterale sembrava per l'Ital Service, però l'arbitro invece ha visto l'ultimo tocco di Capitan Tony Dandella, rimessa laterale per la formazione veneta. Lancio di Mello con il braccio, il controllo di Capitan Jorge Alba. Calcio di punizione per l'Ital Service Pesaro. Canal in avanti per Marceligno, ha guadagnato spazio, è la gran conclusione di Marceligno. Bastini era stato addirittura preso in controtempo, ma con una spaccata degna del miglior ginnasta del mondo è riuscito con la punta del piede a respingere anche questa conclusione. Grande movimento, grande tempismo nell'assist per Marceligno, grande conclusione e grandissima parata. Grandissima parata perché aveva avuto un attimo di indecisione, attenzione adesso. Dalla parte opposta Rafinha scappa sulla fascia, cerca spazio, si appoggia per Parrell, il rimorchio e dalla parte opposta ci mette una pezza Miarelli, fiammata da una parte e dall'altra, dicevi Giovanni. Parata da una parte e parata dall'altra. Nell'occasione precedente Bastini aveva avuto un secondino di indecisione, sembrava che stesse intervenendo controtempo, invece grazie a questa spaccata proprio con la punta del piede è riuscito ad evitare il 2-1. Stessa cosa per Miarelli dalla parte opposta, Salas mura questo tiro velenoso di Victor Mello che cerca la doppietta personale ma soprattutto cerca il 2-1 in favore del Petrarca Padova. Partita aperta ad ogni risultato, soffre con lo sguardo in tribuna Moreno Bordoni, abbiamo colto il suo sguardo, c'è da sudare anche per la dirigenza biancorossa, squadra biancorossa che prova a partire in contropiede con Marceligno che va a dar fastidio a Capitano Jorge Alba, lancio lungo, Tony Dandella ripiega su Victor Mello che alza il pallone, lo tocca 2 volte, lo allontana senza pensarci troppo Canal, ping pong, il pallone viaggia da una parte e dall'altra, si ripartirà dal possesso per il Petrarca Padova. Punteggio di 1-1, siamo entrati negli ultimi 8 minuti del match da godere con tutte le sue emozioni fino in fondo questa partita. Bello il break di Marceligno, quindi Miarelli scambia con Marceligno, quindi Salas, appoggio per Canal, controllo difettoso, rimessa laterale per il Petrarca Padova. Ora chi sbaglia paga, questa è la sensazione, un errore può costar caro da una parte e dall'altra. Sì,
questi adesso arriva il momento clou del secondo tempo, un errore può costare caro e una grande giocata dei campioni di entrambe le squadre può fare la differenza. Sono rientrati in campo Taborda e Fortini. Taborda, l'autore del gol, riceve adesso, pressato da Fornari, quindi Marceligno, che ha avuto un ottimo impatto in questa sessione, urla il pallone da Fortini, il lancio è troppo lungo, fuori misura, non era male l'idea, ha sbagliato la misura del passaggio il nazionale azzurro Giuliano Fortini sul taglio di Marceligno. Mentre richiama al rientro i suoi giocatori mister Colini, il pallone entra e esce ancora una volta, sta facendo un bel lavoro Fornari in quest'ottica nel Petrarca Padova, l'avevi letta bene prima Giovanni. Attenzione a Fornari, si gira, il tiro, c'è il cartellino giallo per Jorge Alba, terzo ammonito di questo match, un blocco che onestamente io non ho visto, ho sentito il rumore e ho visto le proteste immediate da parte della panchina dell'Ital Service Pesaro, gli arbitri che hanno firmato subito il gioco, non ci hanno pensato su per niente, evidentemente è stato un fallo netto, non so se l'hai visto tu Giovi. No, non ho visto il fallo, penso che sia stato un fallo netto anche perché è stato anche ammonito il giocatore del Padova e quindi si riparte con un calcio di punizione del Pesaro. Stavo guardando quanto corrono Rafinha e Parrell, non si fermano mai. Non si fermano mai, stanno correndo tantissimo nonostante siamo arrivati agli ultimi 6 minuti e 50 secondi della partita. Prova il lancio Taborda, segno d'intesa fra l'argentino e l'italo-brasiliano, l'azzurro Marceligno su questa giocata, pallone fuori. Mentre Marceligno sta per ricevere il cambio da De Oliveira, Colini quasi predica al suo numero 18 in slang che abbiamo carpito in romano, e dai De Oliveira, come per dire dai, inventati qualcosa, fai una bella giocata, mettici del tuo, interpretatela come volete. Sta di fatto che sta per rientrare in campo De Oliveira, buono il dribbling di Marceligno, gran giocata per Fortini, tiro di prima intenzione, ancora Bastini, salva, Colini ci guarda mentre urliamo perché non sa più a che santo appellarsi dopo questo ennesimo miracolo del portiere avversario. Bastini ha salvato ancora una volta la propria porta sulla gran giocata asse Marceligno, Fortini, Taborda per la testa, ancora Taborda, sinistro, incredibile, ancora un muro sulla linea di porta del Petrarca Padova. È incredibile quello che abbiamo visto in questa azione, 3 o 4 tentativi salvati miracolosamente dal Petrarca Padova, si resta sull'1-1 a 6 minuti e mezzo dalla fine. Ci hanno provato un po' tutti i giocatori dell'Ital Service Pesaro, si è salvata in qualche modo la squadra veneta che comunque ha il merito di non calare, di concentrazione, di intensità con tutte le proprie forze, nemmeno un istante. Attenzione adesso a Fornari, le sue giocate, cade a terra Cuzzolino e Fornari riesce a calciare in maniera sporca, salva Miarelli. Era scivolato Cuzzolino, qua ha rischiato grosso l'Ital Service. Sì, ha rischiato, ma è difficile marcare Fornari quando prende palla in posizione da pivot, spalle alla porta, o i compagni vanno a giocare, a calciare a rimorchio, o riesce a girarsi a sinistra a destra e a creare occasioni da gol. Beh, certo non lo scopriamo adesso, il numero 9 del Petrarca Padova che ha regalato tante perle a questo campionato, alla Serie A italiana di calcio a 5, mentre tutt'altro che una perla questa conclusione di Oselito che colpisce decisamente male, il pallone decolla sopra le barriere di protezione dietro la porta di Miarelli, pronto al rilancio, 6 minuti e 5 secondi al termine, tutti da gustare, restate in diretta fino all'ultimo per questo eccitante Ital Service Pesaro Petrarca Padova. Non fatevi ingannare dal risultato 1-1 perché è stato uno spettacolo ed è uno spettacolo di partita, col Pesaro che preme sull'acceleratore, l'imbucata di Cuzzolino all'indirizzo di De Oliveira è fuori misura, il pallone termina fuori, nulla di fatto, può respirare il quintetto di Giampaolo che sarà arrivato almeno a 5-6 km davanti alla sua panchina, anche mentre parla e dà indicazioni cammina o in avanti o all'indietro, non riesce a stare fermo, evidentemente si sta gustando questa partita con grande intensità. Bello il lancio di Miarelli, bello l'anticipo di Victor Mello, poi si lotta su questo pallone, l'ultimo tocco per l'arbitro è di Taborda, rimessa laterale per il Petrarca Padova. Sorriso amaro da parte di alcuni componenti della panchina dell'Ital Service Pesaro anche per questa decisione. 5 minuti e mezzo, poco più, alla fine del match. Palla per Fornari, poi dalla parte opposta per Rafinha. Rafinha, la conclusione, nulla di fatto.
Pallone che arriva da De Oliveira, si fa vedere Fortini, il pallone torna all'indietro da Cuzzolino. Quindi Taborda, 1 contro 1 con Fornari, le finte di Taborda, Taborda! Bella giocata anche di Pablo Taborda, ancora una volta però nulla di fatto, pallone fuori, si rammarica l'argentino in maglia numero 14, autore del gol del pareggio, che ha fissato l'1-1 dopo 14 minuti e 20 secondi del primo tempo. Da lì non ci siamo più mossi, lancio lungo, ancora Miarelli che riesce in qualche modo a gestire il pallone, pressione su Cuzzolino, rischia ma se la cava Cuzzolino. Qua fallo fischiato al numero 17 dell'Ital Service, Pesaro che aveva colpito il pallone in maniera evidente. Era sotto la nostra postazione, l'arbitro però ha fischiato fallo. 3-3 la situazione, falli, siamo negli ultimi 5 minuti. Risposta flash, ti aspetti portiere di movimento da una parte e dall'altra, Giovanni? Stavo pensando, sono molto curioso di vedere se uno dei due allenatori si giocherà questa carta o per vincere la partita o anche per mantenere il possesso palla, perché credo che onestamente il Petrarca Padova un pareggio potrebbe anche andare bene. Non disdegnarlo, mentre abbiamo visto questa conclusione decisamente calciata male, questa punizione calciata male da Victor Mello, palla fuori, lancio di Miarelli, lo stesso Mello però è tornato molto rapidamente e è andato a intervenire in anticipo su De Oliveira. L'ultimo tocco però è stato dello stesso giocatore biancorosso, rimessa laterale per il Petrarca, Mello per Bastini, sin qui credo che sia il migliore in campo il portiere del Petrarca Padova. Ora c'è spazio per Taborda, può avanzare, si fa vedere in mezzo De Oliveira, poi dalla parte opposta arriva Cuzzolino, sinistro, Rafinha arriva anche su questo pallone, Rafinha davvero anche lui fra i migliori in campo, soprattutto per quello che ha fatto in fase difensiva, prezioso come non mai per la squadra di mister Giampaolo. Ora Fortini trova un varco sotto le gambe di un avversario, Bastini vede e respinge anche questa, poi palla recuperata da De Oliveira, ancora Fortini, il destro! E questo è un miracolo clamoroso, è un miracolo clamoroso di Bastini, perché eravamo in linea col tiro di Fortini, Bastini era coperto da una selva di gambe, è riuscito nonostante ciò a distendersi subito e a respingere questa conclusione. Miracolo di Bastini che tiene sulla parità la sua squadra, sul punteggio di parità il Petrarca Padova. Era un gran tiro quello di Fortini, mentre ora si sovrappone Taborda, ma c'è un gol meraviglioso di Giuliano Fortini, è un destro di prima intenzione che va sotto l'incrocio, grandissimo gol di Giuliano Fortini. Cambio gioco mi sembra di Cuzzolino verso la parte sul fronte offensivo sinistro del Pesaro, Fortini di prima intenzione a calciare proprio all'incrocio dei pari, ha tolto la ragnatela, impossibile per Bastini prenderla anche perché eravamo in visuale ed era leggermente coperto quando Fortini ha scoccato il tiro. Mi sembra che ora Padova stia mettendo il portiere di movimento, Fornari ha messo la maglia bianca e quindi il Petrarca cercherà con il portiere di movimento di raggiungere il pareggio. Mamma che gol di Giuliano Fortini, non ci ha pensato, aveva mandato il pallone qualche istante prima da quelle parti e Bastini aveva negato il gol. Stavamo ancora raccontando questa azione, adesso gli è arrivata la palla da destra verso sinistra, lui di prima d'interno forte l'ha mandata sotto l'incrocio e stavolta Bastini non ha potuto davvero nulla. Gol meraviglioso di Giuliano Fortini che dà sempre il suo contributo, ogni volta che gioca fa sempre ottime prestazioni, questa volta ci ha messo anche il graffio del campione azzurro, del campione italiano. Giuliano Fortini 2-1, tutto questo quando mancano 4 minuti e 14 secondi alla fine, quindi gol realizzato per la precisione dopo 15 e 46 secondi. Ha chiamato subito time out dopo il gol il tecnico del Padova per inserire il portiere di movimento. Vediamo chi ha la casacca, si tratta di Victor Mello, è lui a giocare da quinto aggiunto per il Petrarca Padova. Ha cambiato all'ultimo secondo l'allenatore del Petrarca, Fornari aveva già messo la maglietta bianca e poi è stato richiamato Victor Mello, adesso Victor Mello farà il portiere di movimento. 4 minuti e 10 al termine della partita e Padova col portiere di movimento.
Dammi una mano a leggere come si muovono in attacco e in difesa in questa fase le due formazioni. Per ora classico 1-2-2, quindi schieramento tradizionale, posso definirlo così, in attacco del Petrarca Padova. Attacca in mezzo alla difesa Victor Mello, si mette alle spalle di Onorio, pronto forse a fare un finto blocco, come viene definito in gergo. Giampaolo lo invita a tagliare dentro, sto osservando con attenzione i movimenti dei giocatori. Eccolo qua, il semiblocco pronto per liberare magari una linea di passaggio all'indirizzo di Fornari. Vedete, è Mello che va a dar fastidio ad Onorio, continua a girare il pallone il Petrarca Padova. Adesso bisogna seguire con massima attenzione ogni pallone, ogni movimento, ogni situazione, perché la partita è in bilico. Col punteggio di 2-1, una giocata offensiva fatta bene del Petrarca Padova varrebbe il pareggio, un errore del Petrarca Padova, una bella difesa dell'Italservice potrebbe valere il +2. 3 minuti e 5 secondi al termine, 180 secondi esatti adesso. Circolazione rapida, con buona intensità da parte del Petrarca, che fino adesso però non ha trovato il varco. Chiama ora mister Giampaolo, ma scivola forse anche questa opportunità. Insiste, pallone da una parte all'altra. Qui non c'era la chiusura della linea di passaggio orizzontale e allora un po' in ritardo la difesa del Pesaro, che si risistema però. Mello prova la palla per Fornari, blocca Miarelli, può pensare anche al tiro. Miarelli cerca spazio per calciare, viene ostacolato da Fornari, si trascina il pallone fuori. Si gioca, attenzione ancora alla conclusione, ribattuta, rimessa laterale, voleva calciare Miarelli, gli ha dato fastidio Fornari, tutto regolare secondo i direttori di gara. 2 minuti e 39 alla fine, con calma ancora il Petrarca, ragiona, Rafinha, Joselito, Parrell, occhio ai blocchi in mezzo, palla da Fornari, esce fuori ancora, Parrell, Rafinha, Joselito. Chiude la linea di passaggio orizzontale Canal, 2-2 adesso. Onorio, pallone che arriva da Parrell, chiude bene qua Canal, rimbalza sulle gambe. Bene però il Petrarca con Mello destro, ribatte Onorio. Mamma mia quante emozioni, sto sudando dal gusto di vedere questa parte finale di partita e nel raccontarvela per cercare di trasmettervi le vibrazioni che carpiamo dal Palanino Pizza, perché Padova sta attaccando benissimo col portiere del movimento e sin qui sta difendendo bene l'Italservice Pesaro, ma deve soffrire la squadra di Colini per difendere il 2-1 e spingere sempre di più il Petrarca per cercare il pareggio. Mancano 2 minuti esatti adesso, 120 secondi alla fine. Le finte di Parelli, il pallone da Rafinha, alza l'intensità dei stop e passaggio, la squadra in maglia nera, la squadra ospite, semiblocco da parte di Victor Mello, ora Fornari, linea di mezzo, chiude Onorio, la palla arriva da Joselito, non calcia ancora, Parrell, 1 minuto e 40 alla fine, Fornari all'indietro per Parrell, c'è Onorio davanti a lui, Canal che chiude l'intervento difensivo, perfetto da parte di Tony Dandel, l'arbitro fischia fallo e addirittura cartellino giallo all'indirizzo di Tony Dandel, che fa sì con la testa. In 5 secondi come va questo portiere in movimento, Giovanni? Padova gioca bene, perché gioca a 2 tocchi, gioca veloce, rischia poco, ma riesce a trovare la soluzione, perché ha calciato 1 volta, 2 volte, Miarelli ha fatto una bella parata, poi anche lui a sua volta stava provando a cercare in porta. Pesaro difende, ma Padova è paziente, ma riesce ad arrivare al suo obiettivo. Sta scoprendo varie volte il tiro il Petrarca Padova, ma non sempre, nonostante la palla parzialmente scoperta, ha forzato il tiro rischiando poi magari una ribattuta e una ripartenza. Ora c'è un calcio di punizione con la difesa del Pesaro ovviamente totalmente schiacciata nella sua area di rigore. Con un uomo in più il Padova ha una soluzione in più su questa palla. C'è Rafinha sul pallone, il tocco all'indietro per Victor Mello, sinistro chirurgico che vale il 2-2 del Petrarca Padova, rete del 2-2 a 1 minuto e 31 secondi dalla fine. Perfetta la conclusione di Victor Mello che vale il 2-2, sinistro perfetto. Sinistro preciso, Miarelli non ha potuto fare niente, diciamo che non ha neanche visto partire la palla perché Onorio è andato a contrastare Victor Mello, ma è stato veramente un calcio preciso. Ora il portiere in movimento per il Pesaro conta borda. Attacca col quinto l'Italservice, se la gioca fino all'ultimo mister Colini, Taborda quinto avanzato, Salas, Onorio, Cuzzolino, ancora Onorio, Salas, riceve adesso Taborda, entra Onorio in mezzo alla difesa avversaria, poi scivola sulla linea di fondo, Salas, Cuzzolino, Salas, 1 minuto e 5 secondi alla fine, Onorio,
Scanal, palla dentro, è calcio di rigore perché Cuzzolino stava per calciare a botta sicura, gli ha dato una spinta in maniera marcata Fornari, che si arrabbia, ma stava calciando a botta sicura qua Cuzzolino. Calcio di rigore dal nostro punto di vista ineccepibile, stava calciando un rigore in movimento Cuzzolino e invece è stato spinto al momento del tiro da Fornari. E allora partita che regala ancora emozioni incredibili fino all'ultimo. Ha messo il portiere di movimento anche Fulvio Colini e ora ha un calcio di rigore in suo favore a 1 minuto e 4 secondi dal termine. Qualcuno chiedeva anche il cartellino rosso qua in tribuna, onestamente con le nuove regole, col portiere in porta, credo che il giallo sia stata la decisione più giusta. Non voglio sbilanciarmi perché con i cambiamenti di regolamento in estate bisogna conoscere a menadito le situazioni, le parole giuste per capire se poteva starci il rosso, però non credo che sia così. Ora però seguiamo il calcio di rigore, momento importante della partita. Sul pallone c'è Leandro Cuzzolino, la sua rincorsa, Cuzzolino, rete! Ha segnato ancora Leandro Cuzzolino a 63 secondi dalla fine. Il Pesaro è di nuovo in vantaggio. Cambia ancora il risultato, 3-2 per il Pesaro. Cuzzolino del dischetto, palla da una parte e pallone dall'altra, e Padova rimette il portiere di movimento sempre con Victor Mello. 1 minuto e 03 dalla fine, vedremo se il Padova attaccherà bene come prima, se il Pesaro difenderà meglio. E allora sul punteggio di 3-2 di nuovo portiere di movimento per il Petrarca Padova, 50 secondi, occhio al cronometro, deve forzare la giocata il Petrarca, alza il ritmo del suo palleggio, poi il pallone recuperato da Tony Dandelli, il sinistro, palla fuori, match point sul sinistro di Capitan Tony Dandelli, il pallone è terminato fuori, non sale in pressione l'Ital Service, resta nella sua metà campo, occhio al cronometro. Mancano 38 secondi adesso, forse l'ultimo attacco del Petrarca. Victor Mello, Parrell, va dentro, Parrell, finta il tiro, il pallone arriva da Joselito, 25 secondi, Rafinha, Joselito, Rafinha, c'è Parrell, pronto, si fa vedere, arriva Victor Mello a supporto, viene ignorato, l'imbucata, palla fuori, 16 secondi alla fine, rientra Salas per Tony Dandel, resta Victor Mello in porta, lancio di Miarelli, Victor Mello di testa riesce ad anticipare, c'è Taborda che va a chiudere, Salas commette fallo a 8 secondi dalla termine. Calcio di punizione, attenzione perché il quinto fallo a carico dell'Ital Service. Pesaro a 8 secondi dalla fine sembrerebbe non essere un fattore, ma ora deve difendere in questi ultimi 8 secondi e 9 decimi. Sappiamo quanto sono importanti, perché nella gara contro Matera alla fine del primo tempo 2 settimane fa, a 2 decimi di secondo dalla fine è arrivato il gol del vantaggio del Matera nella fine del primo tempo. Attenzione però, 6 secondi, 5 secondi, calcia Parrell, Murato, Taborda recupera il pallone che si alza, 2 secondi, 1 secondo, qui c'è fallo forse su Taborda, finisce qua la partita su questo pallone che si è impennato, vince l'Ital Service Pesaro 3-2, una gara emozionantissima decisa da un rigore di Cuzzolino a 1 minuto e 3 secondi dalla fine. Bello subito Giampaolo venire a scambiarsi l'ok, il segno di saluto con mister Colini. Vince 3-2 l'Ital Service Pesaro. Giovanni, a te il commento qui è più approfondito per questa vittoria che io definisco solo meritata. Grande partita, il Pesaro ha meritato di vincere perché ha creato molte più occasioni durante tutto l'arco della gara, però ho detto più volte durante la partita del Padova mi è piaciuto moltissimo. Giampaolo credo che sia molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, anche Colini sicuramente sarà soddisfatto, 3 punti importantissimi soprattutto perché la settimana prossima ci sarà l'appuntamento con la Champions League, Pesaro andrà in Montenegro e grazie a questa vittoria partirà carica col morale a 1000 per questa affascinante avventura europea. Ricordiamo gara secca sabato prossimo a Titograd in Montenegro, quindi tutta la settimana prossima tutta Italia farà il tifo per il Pesaro, ma comunque ripeto, complimenti al Petrarca per la partita di stasera.
E mentre suona al Palanino Pizza l'inno ufficiale dell'Ital Service Pesaro a festeggiare questa vittoria, lo speaker ha ricordato che l'Ital Service Pesaro adesso sarà impegnato in Champions League sabato prossimo, infatti per il club di Lorenzo Pizza, appuntamento in Montenegro per il preliminari round contro la formazione del Titograd. Io ringrazio e saluto un preziosissimo e straordinario Giovanni Casisa, la sua prima volta al commento tecnico. Grazie, alla prossima Giovanni. Grazie a te Matteo, buonasera a tutti. Grazie a voi per essere stati collegati in diretta con noi qua dal Palanino Pizza, è stata una gara fantastica. Da Matteo Magnarelli, buona serata, a risentirci alla prossima.